Eccoci ragazzi, buonasera a tutti. 21:31 scattate proprio diciamo, no, sono scattato, vabbè, mi stai bevendo un caffè, cosa, un minuto di ritardo come sempre. Voglio, vi saluto e cosa volevo dire? Forza Napoli, voglio perché ha vincito Napoli alla grande, stiamo tutti quanti un po' più rilassati, ci voleva dire, ah, ma non Napoli perdeva stasera, facevano la live un po' più un cazzoso, invece, meno male, il Napoli ha vinto 2-0 e facciamo questa bella live rilassata. E ok, voglio allora passo subito a salutare le grandi case cadute che non mancano mai, che si fanno sempre salutare tutti i lunedì. Iniziamo con lei, Patrizia Fedele, Gennaro Vicinanza, Domenico Cardone, Antonio D'Ambrosio, Antonio Pappalardo, Gianni Volpe, Francesco Cinquegrana, che tra l'altro mi ha mandato pure una bella fotografia vicina all'MD alla grande, e poi ci sta Manu J. Muto, si chiama così, giuro, Simone Torraca, Fabio Volo, che è sempre un pezzotto di Fabio Volo, che quello famoso, che anche l'altra volta ho salutato, Luca Laringe, che non sapeva se faceva bene la live, penso proprio no, perché 10 minuti fa si tornando allo stadio, quindi a meno che non sia casa fuori rotto non credo che ce la farà. Michele Centanni, Mario Tramontano, Vittorio Nociglio, Matteo Strianese e Raffaele Asprinio. Voglio allora vi saluto, grandi case cadute e vado subito ai commenti di YouTube per vedere chi ci sta in linea. Intanto voglio, mentre vado in questa pagina dei commenti, vi voglio ringraziare perché ha visto che la scorsa puntata della live è stata vista da più persone del solito, cioè tipo mille, cioè è stata vista da mille, sì, 1000 persone, no? Allora è una cosa troppo, vabbè, a me piace, mi fa piacere perché oltre che a divertirmi quando faccio la live, perché mo pare, no, insieme a voi a fare commenti, a leggere i commenti vostri, ecco, cioè mi diverte, cioè, è bello pure sapere che comunque viene vista, quindi non so perché che la da là è stata vista più delle precedenti, però mi ha fatto piacere, quindi vi ringrazio pure per questa cosa qua. Allora andiamo a vedere chi ci sta in linea, subito gli amici della diretta, Fulvio Grande, Carmine Guarracino che saluto, Antonio Larana, Luciano Mazzetto, Domenico Saraco, Giuseppe Mastro Giacomo, Forza Azzurri, grandissimo, oggi veramente l'hanno mischiata da capo Sassuolo, mi dispiace per Sassuolo, però questi 3 punti ci volevano, un Napoli aveva vincere per forza, che ma non veramente, veramente era, no, perché Sassuolo è sempre stata proprio una bestia nera, cioè perlomeno l'anno scorso, no, perché poi è sempre stata una bestia nera, non abbiamo mai guardato su quasi Sassuolo, vabbè, dico dall'anno scorso che pareggiamo 1-1, a me mi è rimasto in canna questo risultato, quindi non la fa in bocca, hanno vinciuto -3 dalla Roma, a posto, chiudiamo il discorso calcistico. Forza Azzurrica Hit, 2 cose mi hanno colpito in maniera particolare di 50 sfumature, il grande numero di donne presenti in sala, io non lo so perché non mi aggiunto a breve, e all'altrettanto numero elevato di cartelli con su scritto attenzione pavimento bagnato, perché se è una battutaccia che Forza Azzurri ha fatto e ti concediamo. Mi dispiace si stava Guaglione in linea, no? Che poi, mi dice, niente, non l'ho fatta io, l'ha fatta Forza Azzurri che è una grande casa caruto, quindi voglio, vabbè. Ciro Formisano, Ciro buonasera, grande Ciro Formisano, Caca mio cazzo, è lui, si chiama così, ve lo dico sempre perché sennò pare brutto che parole, ma si chiama così, Caca mio cazzo. Buonasera Cerrone, spero che la mia presenza sia gradita, è gratitissima, lo sai bene. A lei e il pubblico, le dico subito che visto che non abito più a Napoli ma sono a Modena, come lei ben sa, non sto andando a fare la spesa ma mi sto facendo spedire alimenti da mio padre, rimasto a Napoli, che li acquista dall'MD. Allora veramente meriti proprio un applauso, tu faccio solo io perché io ovviamente sono solo a casa mia e quindi meriti un applauso, tutto da che ho cominciato a seguirla, cioè quindi cioè, veramente a chi si può, io non lo so se Oreca tu ti fornisci all'MD, però se è vero che ti fornisci all'MD e il merito di è mio, io veramente mai sta fa pasta MD perché poi e non lo so chi lo vede mi scrive e dice ma l'MD ti pava no l'MD voglio a me non è che mi pava ma fa pava pure a busto quando va là e non mi salutano nemmeno i cassieri i scaffalisti cioè per far capire e io che invece parlo sempre dell'MD faccio sempre una battuta una cosa un collegazzo una fotografia comunque a me mi cagano proprio dall'MD vabbè comunque un giorno si ricrederanno e mi cagheranno. Allora, Vittorio Nociglio che ho salutato, Vittorio, saluto prima, buonasera a tutte le case cadute, ma un saluto maggiore a lui, una grande casa caduta. Buonasera, cielo, grande Vittorio. Ci sta anche Anni Pianese, ciao Anna. CBTube, stasera ci sono. Buonasera Fabri e buonasera a tutti che la bella, grandissima società e case cadute. Io oramai veramente io la Tausi parlando con un maglione in coppa a Facebook
stavo quasi veramente pensando di fare veramente un quartiere caduto, cioè, perché no, oramai siamo parecchi noi, basta che ci organizziamo, ci mettiamo a terra, no? Non so, qualche quartiere un po' più no, degradato, cioè ti pare ancora a costruire e noi ci facciamo un quartiere di case cadute, il nostro quartiere generale dove ci organizziamo e poi ovviamente vabbè, faremo degli MD a ogni via perché non potranno mancare e poi una bella statua di Roberto Carlino a tipo Statua della Libertà, facciamo a Roberto Carlino proprio in dimensioni giganti, no? Come nostro Dio, no? Ovviamente perché noi seguiamo il carlinesimo. Allora, voglio dire, per Sfizio quanti ne siamo online, perché io mi piace per esempio su quattro spettatori, quasi un po' chess, 31, 31 spettatori, veramente la faccio come meno male per ringraziare il tazzo, meno male che la da voce, invece siamo proprio poco, siamo pochi però buoni, ce ne passa anche poco cazzo, beh, parecchi di loro sicuramente staranno vedendo la televisione come è giusto che sia, pure perché voglio dire contro il mio interesse, ma stasera faceva in televisione due cose molto interessanti, poi c'era ma che cazzo cioè, no, Pani, io voglio dire perché a parte perché mi volevo pure e poi perché è vero, allora fa una trasmissione Rai 1 no, Rai 3, scusatemi, che parla di tipo Figli Piero Angela, che parla di tutte le cose di Napoli, vecchie, no? Cioè, tutte le bellezze di Napoli, cose che noi più o meno sappiamo. Comunque è bello, interessante, no? Che cose di Piero Angela, la storia, non so cazzo, ma ci approfondire più, non so manchi. E poi faceva un bello film a Italia 1 che si chiama Giustizia Privata, però è vecchio, penso che ve lo siete già visto, un film di cazzo tende un finale un po' sconvolgente, però è un bel film. Vabbè, comunque, poi Magitto su fatto, mo sono andato qua. Vabbè, comunque non fa niente, per essere leali, chi c'è sta? Chi è rimasto? Fammi vedere, allora. Ah, Silvero Fabio, cioè, la prossima cosa, no, crea, la prossima cosa è la Pucciacca, che se non l'ho capita, vabbè, comunque, aspetta, voglio un attimo un po' a Facebook, perché se non sbaglio mi ha scritto Salvo, che voleva, ecco qua. Voi Fabri, scusa, ora sto tornando allo stadio, puoi salutare il gruppo dei palesati, in particolare ad Arturo, fammi questo favore, poi mi vedo la differenza. Allora, saluto Arturo e il gruppo dei palesati, voglio saluto, non ci capisco fatto palesati, non ci capisco si chiamano così, però mi tocca ovviamente, e quindi vi ho salutato e questo è quanto. Allora, Alessio Enigma, grandissimo, lo saluto, lo sai, sono chiuso a casa in un compagno mio, la Mutamma ci chiede la Lutamma ci chiede se volevamo il pancarré con la Nutella. Arrivo il pancarré, mi sono messo a domandare che cazzo sei venuto pancarré, perché al primo morso non c'era Nutella. Allora è evidente che o era la Choconut o era la Nut Cao, o un grande pezzotto del quale io ancora non conosco le origini, perché tu come ben sai sono un grande esperto di pezzotti, però oggi c'è più di Nut Cao e Choconut, oggi non ho ancora varcato quel limite proprio pezzotto proprio infame, perché comunque all'MD queste sono le due marche che vendono. Allora, Sivero Fabio, talmente di casa Caruto che c'è una pianura se non sta Karen pure in strada, a 20 metri da casa mia, questo è vero, io ho pubblicato pure una fotografia ieri, e vabbè penso che questo video perché è asciutta a Studio Aperto, è asciutta a ODG5, è asciutta a Rai 1, su fatto che praticamente a pianura, cioè pianura, il mio quartiere, um, inizialmente si era sfornato un po' la strada, no? Ma si era aperta una buca di 2 metri, più o meno si viene a finire un camion eravamo nei zaini, però tutto sommato chiusero la strada, come si dice, la limitarono, no? Con le transenne, scusate, poi me ne faccio le parole, a me non lo so, e praticamente, vabbè, non si poteva passare più, però sabato notte, venette a piovere, ma non eccessivamente, venette a piovere, però a strada evidentemente c'era fracida e quindi se ne cadde completamente. Io comunque se ti invito a vedere, se per caso mai in coppa a Facebook o profilo ci sta proprio la foto, ma penso che ha giusto la vita, c'è proprio una voragine, voglio proprio a livelli di Napoli sotterranea, però non lo so, con organizza pianura sotterranea, no? Vogliamo fare un po' di turismo anche noi qua a pianura, non lo so, comunque speriamo che si risolva in presto. Intanto vedo un account Roberto Carlino che si chiama così, ve lo giuro, c'era quella lavora di pianura è una solida realtà, mi domanda, e pensi sì Roberto, non sei tu che sei l'esperto, l'hai vista sapere. Allora, Alessio Enigma continua la cosa di prima del baratto di Nutella, dice quindi ho detto al mio amico quando avevo barattolo di Nutella c'ero Crili ma aveva messo la Choconut e io ho esclamato al mio amico che caso caro, hai fatto bene, no, pensavo che era messa la Choconut dentro un bucaccio di Nutella, a quel punto era gravissima la cosa, che ti stavi spacciando per Nutella la Choconut, che uno poi se ne rende conto pure perché la Choconut è un lato bianco e un lato... Ah, non è vero, perché c'è sta Choconut con un lato bianco
e il lato marrone, ma poi ci sta pure che la solo marrone, di cui io proprio non faccio uso perché a me mi piace la cioccolata, la tra bianca, no? Guarda che la, perché a me è quella che mi fa un po' più gola. Allora, purtroppo qualcuno mi sta scrivendo troppo a Facebook, però io non posso rispondere. Ah, Giacomo Sibillo, vabbè, perché è una grande casa Caruto, quindi lo saluto a Giacomo Sibillo che mi ha scritto troppo a Facebook. E niente, voglio dire, se siamo aumentati, perché veramente magari qualcuno si stava vedendo la partita, no, so, si stava vedendo lo stadio, così se ci riesco faccio sapere quando ne siamo, solo che non è facile, perché sapete che sono una casa Caruto vicino computer, siamo aumentati 37, ma sempre chess, sì, però voglio dire, vabbè, meglio che mi faccio influenzare dai numeri, perché sennò allora, Gianni Omega, stai tutto eccitato stasera, hai ragione, sai perché? Perché mi ha aggiunto un caffè mo, proprio mo, prima di iniziare, chissà che ci facciamo, non lo so, perché cioè, ci mi sa abbastanza caffè, di solito non ho letto poco poco, mo, se mi ha fatto veramente un mezzo bicchiere di caffè, quindi forse è questo che mi sta facendo eccitare, vabbè, mi diseccito un po' perché sennò proprio ero che sono troppo eccitato. Luigi Bosso, c'era il grande Luigi Bosso che è tornato a Napoli, me l'ha detto prima, stava in Francia se non sbaglio, correggimi se sbaglio perché veramente potessi fare una figura in me. C'era, ecco, mi vorrei raccontarti un episodio della mia permanenza in Francia. Allora, ad un francese gli ho fatto mangiare la pizza napoletana, ma si è proprio meravigliato, non ha mai mangiato una pizza così buona. E grazie, grazie, a Francia si mangiano sicuramente i biscottiello, perché io li chiamo così, le pizze che non sono, diciamo, napoletane, sono fatte più o meno a focacce, no? Quindi sono toste, sono poco croccanti, sono pure buone, per carità, non tutte, però qualcuna è anche buona, solo che incontro la pizza napoletana, voglio dire, ma no perché a me me ne fotto proprio, voglio dire che voglio Lucinella, no, però la pizza napoletana è proprio un'altra cosa, proprio diversa dalle pizze che si mangiano fuori, no? Io per fortuna mangio delle pizze fuori, ma c'è sono sempre fatta a biscottiere, croccante, per ti sa che la coccobono veramente scade nella mole, perché può capitare, veramente sono dure. Allora andiamo indietro perché sto saltando dei commenti. Allora, eccolo qua. Ah, Forza Azzurri. Ce lo sto diffondendo la voce di Casa Caduta, vicini ai compagni miei, ma ovvero sto fatto come dicono pure là, che poi si chiamano fra di loro Casa Caduta, c'è proprio una moda, mi fa piacere, che non capiscono che cazzo significa. Allora dice, i batta a il grandissimo Fabrizio Ceroni, vabbè, mo stai proprio veramente, sta allocando malamente, poi lo toglio bene. Allora, Antonio Puca, grande Antonio Puca, Ocello, buonasera, ma talmente che in casa Caruso di buttato pure la strada a prestare, e questo è vero, è stata, veramente pensavo che qualcuno poteva pure la colpa, ci facevo, ma veramente a botte dice su fatto casa Caruso, di fatto crollare una strada, veramente non è colpa mia, ve lo giuro, e nemmeno di Carlino, perché poi ha già difendere, non posso fatto sapere che io voglio bene, quando l'ha già criticato, critico, però non posso fatto non ha colpe, che poi tra l'altro hanno pure stufato, no? Cioè chiude pure un culo, vabbè, non solo, per carità, alzo le mani perché comunque sono state evacuate tipo 380 persone, così dicono, come se sia vero, cioè se sono veramente 380, un po' di più, un po' di meno, nei palazzi attinenti a questa a sta voragine, no? Sono stati evacuati. E quindi per caso si sono fatte questa cosa. Poi tra l'altro, che c'è chiuso un culo pure a noi, che praticamente la fermata della Cumana c'è Pianura e Trencia, che sono le due fermate della Cumana e Pianura, cioè sono stato sospeso a scima la Cumana basta più là, no? E te le ha pigliate fine a Stoccavo, quindi un cazzo in culo pure a noi ci doveva andare, vabbè comunque diciamo che si risolve presto, soprattutto per famiglia, perché più la Cumana, cazzo se ne ma la ogni tanto non è che è un problema ruolo, si può proprio umano. L'importante è che quelli là tornano a casa loro, perché veramente ad essere tutti bello e buono, frate, cioè, da bussano i pompieri, scina, te ne hai, perché sennò sono a rua, cioè, non volesse sta mai in panni loro, vabbè. Comunque, chiuso questo discorso che è un po' drammatico, vamo a vedere chi c'è sta. Allora, Antonio De Malbone, che saluto, ci buonasera, io e la mia famiglia e pure la nonna, veramente i moggi fondieri non può finire male parole, no? Perché agisci anche sì, tu, no? Perché tu sai che tu mi segui con la tua famiglia, allora quando stai tu cerco un po' di, capito, mi censuro, mi autocensuro e cerco di dire ma parole, però hai visto che anche stive, agitavo, mo mi dico le parole, e infatti ci ho fatto una figura in mezzo, scusatemi signora di Malbone, e scusate pure alla nonna, io non sono sempre così, però ogni tanto dico che parole che mi vengono di parole, allora essendo che sono abituato, diciamo, no, abituato che parolacce, però sai, le parole sono un po' più facili, no? E quindi mi viene il parole. Scusatemi, famiglia di Malbone, che saluto, si sempre si natta che sanno lo azzurro voleva chissà cosa. Franci Giglio, saluto, fammi un saluto, lo aspetto da tanto. Franci Giglio, ti voglio bene, ti saluto. Devi Bevi Davi, si chiama, ciao grande, Devi Bevi Davi, questo è il bello nome, pare una
una bibita, una cosa. Allora, Andrea Attanasio Fabrici, presenti tua moglie, ogni tanto mi fa cazzo, non lo so, sta là, sta allenando pure, è tornata a fatica, lasciata sta, facitela riprovare, qualche giorno me la presento. Fabrizio Farro, ce lo vedi il video che ti mandai su Facebook e quella pagina, Fabrizio? Penso di sì, perché io mi vedo tutto quello che abbiamo mandato, tutto quello che mi hai mandato pure tu, però non mi ricordo quale, ricordamelo così io ti dico cosa ne penso, non so, perché, vabbè, rimbello che mi ricordo. Poi c'è sta. Poi, Cerro non mi ha riconosciuto, CibTube, sono Valentina Catanzaro, Valentina, ma che cagnata non me lo fa YouTube, non lo so, Valentina che saluto da Crotone, caga mio cazzo, Cerro, qual è il titolo di un film che ti ha fatto schifo? Allora, guarda, ma manca a farlo apposta, caga mio cazzo, ti rispondo a questa domanda perché un film che mi ha fatto schifo, però forse è un parolone, però mi ha fatto un poco strano, e a tratti mi ha fatto un poco schifo, si chiama Killer Joe, ma così si chiama Killer Joe, Joe si scrive. Ha fatto ultimamente, sta facendo ancora, su il canale Rai 5, Rai 4, ma non mi ricordo precisamente, è un film a Roma Chiù, cioè, mo perché non voglio dire veramente cose perché c'è la famiglia di Malbone che mi sta mettendo un po' l'ansia con la dice Malbone, però è un film voglio, cioè, non lo so, io verità vero perché con Killer Giusica, cioè se sa che l'attore che ha vinto l'Oscar l'anno scorso, la bello e dopo Maria De Filippi sabato alla, cioè posso sapere ma mi ricordo come si chiama, si Matthew McGoney, una cosa che vabbè, ricordo, ma non mi ricordo si chiama così, comunque Matthew sicuramente e io fa parte un assassino killer, ma cioè, non lo so, voglio cose assurde, non mi posso dire perché pare o casomai verità vero, killer gioca, cioè, ma poco mi ha fatto schifo, perché comunque niente niente, c'è sta una scena finale che per non dire cose proprio, comunque che vabbè fare che chissà, come si chiama qua? A figlia, cioè che poi in questo film si vede che sta figlia, no? Che era proprio una mongolo, cioè pareva una mongolo, faceva parte della mongoloide, nel senso che era una pesce a brodo, no? Oh, che sta l'ultima a tutti pigliano schifizzi per la capo, un sparupata, sparufrata. E non si sparano pure a chi si cazzo killer, a cui si capo non spara, perché vabbè, non voglio fino a bugiava il finale. Vabbè, comunque guardate il film, è una cosa assurda. Fanno poco schifo però, cioè, guardate la video, però fanno poco schifo, io vi ho avvisato, eh. Comunque sì, che se un film ha fatto poco schifo ultimamente. Allora, vabbè, posso un film che ho visto, non mi ricordo anche il titolo, ma non è schifo, però in senso mi ha fatto schifo chi l'ha, ma perché era proprio una stronzata, cioè, io investo un a spiegare, perché sennò voi dicete, ma chi so Versace, cioè, non so, no, ve lo giuro, un film di una specie di zombie, voglio, ma non mi ricordo il titolo, ma proprio un film che a me non può vedere, cioè, che chi si cassa in una radio, chiuso in cassa radio, cioè fatica, no? Fanno ispirare all'improvviso il mondo bello e buono sta esce i zombie, no? Allora sai, i classici zombie, a me piacciono i film dei zombie, no? Ma chi sei tutto sto cioè, bello e buono perché chi sta diventando zombie? Cioè, solo una diventa zombie perché o c'è la morte un zombie, o bello e buono la vota una capa e esce in un cimitero, ecco. Però questi invece diventavano zombie perché per mezzo di parole, cioè c'erano certe parole, quasi ne diceva, delle tipo cuore, amore, allora chi sta diventando zombie, cioè voglio una stronzata, voglio manco spiegare perché poi sulla manco capito, quindi come un film è poi uscito, poi andiamo avanti, chiamerà questa parentesi cinematografica troppo grande, non poteva magari il mio account preferito MT Discount che veramente potete leggere anche voi qua, non sto dicendo una bugia, ogni tanto si collega, a me fa piacere. Buonasera, Cervo dell'MT Discount sta producendo un film, avevamo bisogno di attori, se potevi partecipare, ma io veramente gratuitamente lo farei, vi ripagheremo con scorte di Choconut illimitate, il film si chiama L'alba delle case cadute, allora, è un film che diciamo, cioè, io vorrei partecipare anche alla sceneggiatura se è possibile, cioè, mi voglio proprio impegnare, io ci sto. E vi ringrazio per aver pensato a me. Roberto Carlino, poi c'è questa stessa MD Discount e anche Roberto Carlino, cioè per far capire le live, dici, ma dove vanno a finire queste nostre live. MD Discount, io faccio il regista, ovviamente Roberto Carlino come regista sarebbe un grande nome. Antonio De Malboni, cioè non ti preoccupare, puoi dire male parole, no, io mi dispiace perché sai, con una mamma, non una nonna, lo so, mi dispiace, io non vorrei essere, tengo sempre un po' con un freno inibitorio. Allora, vado dietro, voglio perché ho saltato, come è stato saltato, Daniele Mette, lo saluto, la Gioia, salutami, ti saluto pure a te, Gioia, Mary David, sera a tutti, buonasera, vi saluto pure a voi, guardate l'educazione,
Chuck Bartoschi, Strada Caruto, vabbè, io lo saluto. Allora andiamo indietro, aiuto, non poteva magari anche lui, che oramai su 3-4 live che sta qui, a me mi fa piacere perché il suo nome mi mette allegria. Culo peloso, veramente un applauso a Culo peloso. Cioè, ma stasera non mi stai cagando proprio, culo, mi devi scusare, è il primo commento che leggo, quindi veramente tu sai che sei simpatico perché hai trovato questo nome bellissimo, quindi è il primo commento che leggo e ti saluto. Antonio Puca, cioè, ma piette pure quando è che tra rinda live mi manca, non vega una vita, mannaggia, ma rinda che la stanza ci ha messo cosa non sta sempre così, no? Allora, l'anno scorso quando tu veniva a Piettepool, che sta bene, lo posso assicurare, ma io già l'ho detto in altre live, solo che tu sei un paio di live che stai collegato, sta bene, e l'anno scorso quando faceva le live, stavi in da casa sua nuova, che da poco era andato a abitare là, e quindi la casa era un po' vacante, effettivamente. Però ora probabilmente avrà sciaffato qualche quadro, qualche struzzato sicuramente, quindi poi devo, devo lasciare vita un po' da fa live, ma io perché tengo un computer che non cessa, allora già sa, c'è un beat, voglio pure invitare, però quando si sente, si vede, allora stiamo là a fare, ma sempre, pare in muovere siani e che collega, allora pare che, allora c'ho un po' di pace fastidio. Mario Cantone, c'ero salutami, grande Mario, Antonio Malbugia, la Gillette, Pachi Di Maio, grande Pachi, ti saluto, Giuseppe Mastrogiamo, ce lo stai pensando a fare una parodia? No, Giuseppe, sinceramente no, perché di canzone però, di canzoni no, perché non c'è sta una canzone che mi dà, io sto capito, a me se non sta una canzone che mi dà, io la faccio, però se non c'è sta, non la posso fare. Però stiamo preparando un video, ma da credere, lo voglio, che non ha mai dato sangue come per questo video che stiamo preparando, che tra l'altro stiamo ancora scrivendo e stiamo mettendo sangue, e ancora ma non c'è riprese e solamente può scrivere stamattina un mese, perché è diventata una... Cioè all'inizio ci pensavo che era facile a fare questo video, allora a metà poi facciamo, ma ti dice, però se invece è difficile, è molto complicato, cioè può fare per organizzarlo, no? E quindi stiamo scrivendo ancora, però siamo quasi alla fine, dopodiché cominciamo che riprese, che tutti quelli cazzo, però secondo me è un bel video, è una cosa abbastanza nuova, perché non saprei come definirlo, ma pure là dove ne stiamo parlando, o una specie di cortometraggio, una cosa sempre comica ovviamente, perché ne ho cose serie, e comunque che sarà di cazzo, però ci vuole un po' di tempo, però comunque stiamo sempre facendo qualcosa, sempre preoccupato perché, anzi, comunque oltre a su video che è un po' più complicato, penso che sulla vita pubblico ogni tanto a Facebook, oggi ha fatto un video in coppa a 50 sfumature di grigio, che è su film che ci ha buffato a Waller, scusate, famiglia Malboni, se c'è Waller, e allora qualcosa si va a fare, perché poi tenere questo trailer con che la mattina si da televisione ti mostra la mia stanza dei giochi, che stai e quello è un uomo sexy, e alla città boh, faccio qualche una cagata cazzo, e quindi stamattina immagini un po' oggi pomeriggio, immagini da fare sta stronzata. Vabbè, comunque su Facebook faccio sempre i video un po' così, senza impegno, e invece per YouTube, cioè per YouTube la poi sto mettendo lo stesso po' a Facebook, comunque i video un po' più impegnativi ci sono un po' più di tempo. Vabbè, comunque ho salutato a Mario Cantone Paresi. Fabrizio Faro, ce ne uscirà mai una live con Diego Laurenti? Ma pensi sì, l'anno scorso ne abbiamo fatto un sacco, penso che ne faremo anche altre. Non so. Alessio Enigma, ho saputo che l'MD è un discount, perché che va a essere? C'è un cinema. Quindi l'MD non può essere considerata la nostra famiglia, ma in effetti è solo una casa caduta. No, ma è una casa caduta perché poi, però comunque, come da fare prima, che va a essere l'MD? Oh, stiamo aumentando, siamo 41 spettatori, stiamo aumentando, ma sempre cess, però non fa niente. No, perché la settimana scorsa eravamo 60, però mi ha aggiunto da Zap un po' per soli dicendo il fatto voglio grazie, cose che siamo stati più numerosi del solito, e invece ha aggiunto da 16 soli. Vabbè, comunque altri commenti, rinnoviamo. Daniele Mette, c'era Origine che frate me una casa caruta, si chiama Simone, Simone, una casa caruta, lo so, tuo fratello me l'ha detto, quindi non te la prendere con me. Chi c'è sta? Mariano Tramontano. Allora, cioè, riprendendo il fatto dei Pantellas, che veramente non lo vorrei riprendere, secondo me non lo fanno il video con te perché secondo me schifano l'MD e preferiscono Lidl. E vabbè, questa potrebbe essere una realtà che io non sapevo, non ci avevo mai pensato. Può essere pure che ci piace Carrefour, può essere pure che ci piace Conad, può anche essere questa cosa, io non ci avevo mai pensato. Alessio Enigma, c'era una cosa che non ho mai capito, ma nella saga di Rocky, perché Rocky si alza perché Rocky si alza prestissimo la mattina e si beve le uova? Vabbè, non lo so, non mi fa pensare, poi passo video che ci fatti 50 sfumature, dico no, a parte scherzi, le uova, lo leggevo oggi proprio perché volevo fare questo video, no? Fanno bene alle ossa, se non sbaglio, e poi fanno buono pure mocio, no? In senso buono, nel senso che comunque
non so, così si dice, si è scritto qua a Google, no? Che comunque fanno anche, stimolano anche un po' l'erezione, si fatta così, non so perché, cioè, mo che lo so, quindi grandi uova, ma 3, 4, 5 galline, e le metto qui, e così saccio che ogni tanto faccio la mattina, e vengo sempre ammazzato. Vabbè, l'ho detto, scusate, famiglia Malbone, che ma se varici, non fanno chissà assistere, che io poi non resisto. Allora, Mariano Tramontano, intanto non muschino si vende in bocca, eccolo qua. Mariano Tramontano, c'ero riprendendo il fango, si è generato lo stesso, scusatemi. Roberto Carlino, che veramente sta scritto qua, si chiama così. C'ero, come si dice, soldi in realtà in russo, ma non lo so perché io con mia moglie bielorussa all'inizio volevo Berlino, che volevo imparare il russo, ma cattevo un libro che si chiama Tenga ancora, chi ne povero, russo facile si chiama, poi lì c'è un libro che già un titolo, già ti dice, come cazzo fa a c'è russo facile, ma perché è facile il russo, c'è questo vicino a chi sta, comunque vabbè, comunque all'inizio leggevo questo libro, volevo bucchinare, no? Ovviamente volevo pure, volevo imparare, volevo fare un bellino, no? All'inizio ho imparato un po', perché dovete sapere che il russo ha delle lettere differenti dalle nostre, è proprio un altro alfabeto, quindi c'è negatori come l'inglese, il francese, già su cazzaga, no? Inglese e vabbè, comunque il russo c'ha proprio l'alfabeto diverso, quindi all'inizio mi ha aggiunto a imparare l'alfabeto. Camera ci pure imparato l'alfabeto, poi mi ha aiutato, cioè, alla fine, un po' quando poco ci ha cominciato a tenere conferenza, mi ha fatto di più, però all'inizio se volevo splendido, vabbè. Comunque, però, ogni tanto mi viene sta scivizza che avevo imbarazzo russo, perché dico, ma cazzo, mia moglie è bielorussa, non so parlare russo, vabbè. Comunque è una cosa che penso che non mi imparerò mai. Allora, MD Discount, la voragine a pianura è stata creata da noi, MD, sta dicendo questo, per creare l'effetto speciale del film che sta in produzione, dato che non li sappiamo fare gli effetti speciali, questa è una bella trovata, effettivamente dici tu non sai usare i programmi, tu facciamo direttamente un Grand Force come si dice, in 3D, e quindi questa è una bella idea. Allora, Raffaele Verde, c'è lui, Fanpress, che la terza compilation è pubblicità. Raffaele, ma tu sei un meno proprio frate, lo voglio dire, perché la terza è uscita probabilmente un mese fa, quindi Raffaele, veramente tu sei una casa caruta, lo devo dire, perché è uscita un mese fa la terza compilation di pubblicità, voglio dire. Allora, Naramio Morona, si chiama così, c'era una cosa, c'è sta meglio Vittorio Runapoli, alla Live Cerone, ti voglio bene, ti mando un bacio, ma Vittorio Runapoli è meglio, però, e soprattutto questa. Chuck Bartoschi, voi Fabri, quando trasa all'MD, lo stai tu, stanno sempre gli zingari là fuori, che cercano i soldi, che poi è schifo proprio, poi quando passa alla pensa sempre, ma è da fare i cucchini, scusate, famiglia Mabone, pensa pure tu, no, sinceramente li dico quasi mai Singer, sarà perché io vado sempre la sera, lui leva una mano, forse finisce la loro giornata di lavoro, ma forse la mattina vanno i Singer, non lo so, ma io dico sempre a una che sinceramente mi fa pure un po' di tenerezza, una creatura a mano, quindi non penso male di loro. Allora, Vittorio Nociglio, c'era una domanda, ma perché tutti i supermercati fanno le pubblicità e non un supermercato come l'MD no? Ma non ne ho vero, anzi, a me mi hanno su Paziano, dico veramente, sta facendo una pubblicità all'MD con Massimo Ranieri in Coppa Radio. A me questo me l'hanno detto, ma più persone, quindi penso che non mi hanno parlato in gol, quindi fa la pubblicità. E poi, tra l'altro, manca a fare la post oggi, sono arrivati i volantini dell'MD, cioè i volantini su belli giornaletti dell'MD in post, e che se è pubblicità. Ovviamente non la fa in TV, non so perché non la fa, ma poi se la fa poi in televisione e faremo malamente. Vabbè, io me lo auguro. Allora vado dietro, sto zoomando veramente tanti commenti e non è bello, voglio da scusare. Antonio Pucaccello, ma chi tu sapere un rapporto che c'è stato tra me e te Pool? Io voglio bene a chi lo voluto mi fa pare, sì è vero che all'inizio quando facevamo le live, Antonio Puca era veramente sempre presente, si è perso mesi la vita per lavoro, per cose sue, ecco, e c'è su battibecco tra lui e Pietro appiccicavano sempre, non lo so perché, però alla fine da questo battibecco è nato proprio una specie di amore, no? Una grande amicizia, infatti lo ricorda sempre a Pietro perché lo faceva pariare, evidentemente gli piaceva, nel senso buono, no? Allora, Francesco Troiano, c'era ma state facendo la piscina a pianura con quel fosso enorme, no? Effettivamente sembrerebbe anche una piscina. Vabbè, comunque a Marete perché su Zumban Ciro Formisa, Alberto Caos, Ciro grazie per questo live ogni lunedì, che alla fine il 9 è sempre che alla fine il 9 e mezzo è sempre una chiave, non l'ho capito, fatto comunque ti ringrazio a te perché a me un live non mi ha da ringraziare, è una cosa che faccio con grande piacere, a me mi piace, perché un live
è una cosa che non... Che pare... Mister Acquazzone, se io posso dire Roma, poi tu Mister Acquazzone che è un uomo che però è un po' brutto quando in macchina ci schizzano l'acqua in gola, vabbè, queste sono cose mie. Forza Azzurri, no, secondo me Vandellas non fanno video con Cerrone perché Roberto Carlino, chi so dice Forza Azzurri, e Uzi e Nuno buffano sempre parole, ma mio, che poi Roberto Carlino, anche con lui siamo partiti, cioè io non so se vi ricordate, ma facete a parodie, tra virgolette, la sua pubblicità, perché all'inizio mi faceva incazzare, perché cioè, a roba 30 anni, stomaca, cioè qualcuno ce l'aveva, io c'erano due cose, no? E quindi gliele dissi, però poi Putin, ma cioè, poi ci siamo affezionati, io penso anche voi a Roberto Carlini, quindi non è che usciva, ma anzi, per me oramai è diventato uno zio per noi, anzi una religione oramai, il cardinesimo, l'ha detto prima, quindi allora andiamo indietro, Cerone una casa caruto Mertens, dice Fabrizio Farro, no, è stato espulso Mertens, stava un po' nervosillo, non lo so, ultimamente si è perso un po' Mertens, Tagliaone pure, vabbè, chi lo sa, io spero che si riprendano. Simone Bacchetta dice a breve uscirà 50 sfumature di cioccolato, proprio una bella idea. La Gelette, c'è una cosa tipo vodka, vabbè, Stefano Caputo, ce l'ho buonasera, visto che i film che ti hanno fatti più schifo, quale è il film che ti ha fatto arrazzare? Ah, boh, io non lo so, proprio perché prima stiamo dicendo fatti Rocky e Alessio lo sa, che anche lui è un grande amante, a me i Rocky veramente in senso metaforico, sempre metaforico, scusate, famiglia Malbone, ma la già dice, mi fa arrazzare, eh sì, perché è un film che io vedo sempre quando fa 1, 2, 3, vabbè, Rocky 4 è proprio top. È un film che a me, voglio, io non so a voi, ma io quando vedo che un film sono sempre a chi fa sempre a serie, no? Ovviamente, quindi tipo l'11 finisce l'11 e mezzo, e io mi vengo genere di scendere, non a battere a qualcuno per carità, perché sennò a Pusk non mi sembra il caso, però ma vengo genere fa, no? L'11 a 6 c'è la ragazza, c'è la con caso l'11, ma mi fa venire che l'energia, no? Dice, ormai, man, va a correre, va a fare, va a poi puntualmente la mattina mi sono a mesi e va a fare un cazzo, però è un film che quando lo vedi è adrenalina, vabbè non solo, ce ne stanno altri, però ho visto prima che mi viene in mente, e quindi questo ti ho detto. Allora, Lino Gino, che adesso non me la capisco, veramente tu ti chiami Lino Gino, cioè non so se, no, perché mi fa ridere, ma no, in senso, cioè, vabbè, come si chiama Lino Gino, faccelo sapere, oh, è il tuo nome solo qua sopra. Ciao Cerone e a tutto il canale, addirittura a tutto il canale, lo saluto. Allora sta Ciro Formisano, ci vuoi salutare anche la grande casa Caruto di Mario Formisano. Ciao Mario Formisano, sì, una grande casa Caruto. Franci Gigio, Ceroni, vuoi il caro Insigne in squadra? Guarda, manca a farla apposta, ieri leggevo di Insigne che praticamente tipo fra poco avrà l'ok del medico per tornare in campo a allenare. La verità, io me l'ero proprio scrutata Insigne, ma cioè, mi pare brutto, per carità, non è che anzi io a me come giocatore diciamo, tra virgolette non c'è niente da qualcosa a dice se stesso, però me l'ero scrutata però a Insigne, ma la verità me l'ero scrutata Insigne, perché non so, sta su fatto che mossi che sai gabbiatini, no? Che sai quando a top, ecco, come Insigne, però mo c'ho, mo bene Insigne pure, è un'altra pedina forte per il Napoli, quindi per carità, proprio fa piacere, proprio vista al di là di tutto, che ho un infortunio di 6 mesi, non è bello. Vabbè, comunque è giovane e si riprenderà. Giuseppe Mastro, diciamo 50 sfumature di MD, vabbè, oramai con i titoli siamo là. Valentina, comunque c'ero anche io abito vicino all'MD a Crotone, ma non so se c'è sta a Crotone l'MD, Valentina, penso di sì, però non lo so se sei pazziano o no. Arrosta, culo peloso, oggi a livello di spettatori stiamo un po' cacchiava, che è vero, stiamo un po' cacchiava, ma io non lo so, stasera oggi stiano varie cose in televisione veramente forti e quindi va bene così, ma la cosa appunto della live è che quella comunque è registrata la roba sa pure la roba e capita come la settimana scorsa che parecchi se la sono vista in differita, no? Come si dice, registrata, quindi proprio, comunque siamo noi e va bene così. Lino Gino, Cerrone, vogliamo parlare di quelli che sanno che si gioca a calcetto da una settimana e ti chiamano per sapere se si gioca mezz'ora prima, ma vanno a fare caso caruto a tutti i posti. Non la gioca questa cosa, no? Se la verità, anche perché voi giocano so a che tempo, quindi non ho più questa abitudine da partita di pallone, ogni tanto mi chiamano sotto sotto voi qua e esci che sembrano perché chi dammo in milione prima, ecco, però mi dice sempre un culo. Pacchi di Mario, Cerrolle, uva, kill, rinda, 50 sfumature di grigio, la attaccata all'MD, ovviamente, io mi sono scordato lo dice in due video, ma effettivamente sì, l'ha attaccata all'MD, mi sono dimenticato, grazie che me l'ha ricordato, sta.
Daniele mette, c'ero c'anna fa o sei Rocky, no, ma l'hanno fatto giù sei Rocky, Daniele mette, tu veramente rimasta, mo fanno pure un set, tra virgolette, quindi l'hanno fatto il set, lo voglio dire perché sennò fa una brutta. Fabrizio Farro, sei diventato presidente della Casado Cola, sì, sono diventato presidente della Casado Cola, mi avete visto, penso, nel video che ho fatto qualche settimana fa, ma ricordo 10 giorni fa, e sì, se io volevo presidente della Coca-Cola e quindi a un certo punto ma io sono presidente della Casado Cola, cioè sollevati già con me e ci ha aiutato a capire chi ero. C'è Valentina, dice Valentina Catanzaro, c'ero puoi salutare Ciro Pianesi e digli che è una grande casa caduta in diretta, grazie Ciro Pianesi, una casa caduta da parte di Valentina. Andrea Attanasio, Ciro, ma l'MD c'è sta solo a Napoli perché a Firenze l'ho mai visto, questa è una cosa che non sei prima che mi dice su fatto, c'è sta una tua che hai detto vabbè tu mi fatti non c'è l'MD, però io sono a Firenze e l'MD non c'è. Ma lì un po' cascaruto veramente a Firenze che non ci sta l'MD. Io mi pare proprio una cosa strana perché l'MD, se non sbaglio, è un'azienda del nord, quindi non volesse sbagliare. Antonio Cipullo, 50 sfumature di Casa Caruto. Crecca, chi sa, che si posti domani Vittorio Nociglio, cioè, ma secondo te è meglio a casa come l'MD o l'MD come casa? Ma non lo so, ma comunque non so sta domanda che mi hai fatto tu, non hai capito. Mario e Giovanna De Luca, cioè, scusami se non sono stato presente in alcune live, ma ho avuto degli impegni. Ma non ti preoccupare, Mario ti frate, può capitare, non ti devi scusare, stiamo sempre qua. Dario Tabasco, grande Dario Tabasco dalla Svizzera, se ricordo bene. Ciao Fabrizio, saluti, Casa Caruta. Fabrizio Falcero se è diventato presidente dell'MD ancora no, però piano piano scalerò farò la mia scalata sociale, mo sono presidente della Casa d'Ocola, piano piano diventerò anche azionista della Choconut per poi ambire a cose più elevate tipo presidente dell'MD, è ancora presto, il presidente dell'MD è una grande cosa, si comincia da poco e quindi piano piano. 50 sfumature di Cerrone, dice Daniele Mette. Allora, Alessio Enigma, se Moro Carlino addirittura no, ci vai al suo funerale, fammi fare una ratta di palo, perché ah, Maronna, Moro Carlino sul pino con me. Comunque sì, ci vado perché è una persona che oramai ci hanno affezionato. Mary Devil, neanche in Sicilia esiste l'MD, addirittura, voglio, ma queste sono cose gravi, no, sono gravi, però potrebbero essere delle opportunità. Andiamo a pensare di fare una società, tutti noi, cazzi, ma team 10 euro tutto, vediamo un po', e ci ammaravi un grande MD, 2 MD, uno in Sicilia, nato a Firenze, ci cassa molte cose, MD Forever, e facciamo andare la Sicilia e la Toscana tutte giallo-blu come l'MD. Allora, Pagarete, Chuck Bartoschi, Fabio, scusa del termine di prima, può battere i zingari, ma comunque il voto, pure a me mi fanno pena i zingari, però schifo quando si mettono come zecca e capisci, no? Sì, effettivamente ci sono zingari e zingari, per carità, sono come persone e persone, no, e poi ci stanno i codici zingari che sono un po' cazzaccuso, ma a me sinceramente non capitano quasi mai così, per fortuna. Culo peloso, oggi a livello di spettatori no, questo già l'ho letto. Scusami, Antonio Puga, cioè, ma mo quante Piette Pool ti fa barba e capelli? No, Piette Pool già mi ha fatti i capelli, perché per chi non lo sapesse Piette Pool è il mio barbiere personale, perché lui faceva il barbiere e quindi io mi vado a sparagnare pure una quindicina di euro quando vado a Twist e quindi mi li taglia lui i capelli. Però a barba, no, a barba me la già fa ancora, effettivamente, ma mi rubo cazzo, a barba è una cosa che a me mi fa stare proprio, e mi piace pure la tenere poco lungo, sarà pure sembrerò pure una, non lo so, un barbone, no? A me mi piace la barba un po' così incolta, così, perché quando me la faccio fare un fatto cazzo, pure mo fare un fatto, però quando me la faccio fare ancora più fatto cazzo, non me la faccio. MD Discount, da noi potete trovare uova fresche per bambini da succhiare, oramai sta sconnetendo dell'MD. Roberto Carlino ha scritto in russo, ma io veramente non capisco che ci faccio i scritto. A Daniele mette, mo se vabbè, no, volevo dire Rocky 7, c'era oggi sbagliato il numero, hai ragione Daniele, perché penso che non usciva Rocky 6, era un film abbastanza famoso. Siero Fabio, altro che Caio Paloma, che stiamo diventando Caio Pianura, stiamo facendo la fine dell'austroafricani, ma se tu Fabio caricissimo, fatta austroafricani, una volta mi scrivi a Facebook, come posso mai ascoltare il fatto che mi facesse ridere veramente tanto, che io facevo tipo che si trattava, Lucazzi cose, comunque quella, ma, comunque poi facette un fatto che non mi ricordo come si chiama coppa uscite e tu dici su c'era tu state cazzi e tu ci trovate tutti austroafricani però non c'è stive coppa uscite ma ci si morire sa era in estate
Forza Azzurri, belle c'ero a Giovani pure a Dubietti pure, sì, voglio veramente, cioè comunque ci mettai solo a me, è diventato il mio proprio barbiere personale, proprio perché mettai solo a me, capito? In certi anni dicevo che non lo fa più questo lavoro, però gli è rimasta un po' la mano. Stefano Caputo, MD solo a Napoli, grazie, che cagate, scusate. Vabbè, stavo leggendo una cosa, voglio, purtroppo da Gvez, Stefano, ma venga acchiappanata a voto, scusami, sta. Stefano Caputo MD solo a Napoli conta, si è fatto superare dall'Idol, che cazzo è Caputo? No, chi si è fatto superare? Non credo che l'MD abbia superato, cioè che l'Idol abbia superato MD, MD penso che regna. Franci Giglio, ce lo ricordi i bei tempi dei film di Rambo, certo che mi ricordo, ma io me lo vedo anche tuttora oggi, pure Rambo è un film che a me piace, scusatemi, perché comunque sta sempre Silvestre Stallone con me, pare sempre visto, che è sempre dalle quali lui nei film, quindi nel senso buono però, fare, c'è visto che parata che ha fatto Anduar, a me Andujar, come cazzo si dice, non mi piace, vabbè, logico, non mi piace più i Rafael, ecco, comunque si sembra forte, però vabbè, forse può essere pure bene, la capite. Alessio Enigma, ma all'isola dei famosi ho saputo che l'MD si è proposto di esportare i prodotti sull'isola, ma chi le stanno a fare, non si possono mangiare. Roberto Carlino, c'è che ne pensi dell'Eurospin e della Guizza Cola? Allora, ultimamente agiste Guizza Cola, agiste Ben Cola, attenzione, agiste Freeway Cola, attenzione, già veramente, quindi la Casato Cola aiuta come si dice, questi concorrenti da fare attenzione, però la Casato Cola predomina ancora, è veramente c'è tutta un'altra cosa, anzi, ultimamente uno mi ha mandato una fotografia, Casato Cola zero, cioè veramente qui si stanno proprio a pezzuttare la Coca-Cola proprio sotto la coppa, cioè in tutti i modi, addirittura Casato Cola zero, cioè per far capire. Comunque, vabbè, no, è insuperabile, è ancora insuperabile, però ci stanno anche queste piccole Coca-Cola che crescono. Mario Giovanni De Luca, 49 spettatori, non faccio male, la risalita degli spettatori dello share. Salvatore Romano, buonasera, cielo, se la prossima live la chiami Salvatore Romano, ti regala una spesa all'MD, ma io la spesa all'MD modestamente me la faccio regalare dall'MD, lo sta, che non magari proprio perché l'ho detto, non mi fanno pure i bus. Naramio Morona, cielo, ma che dici, ci facciamo arrivare o due post, non hai capito che hit, ripeti, ti voglio bene, o due post, non riesco, mi sfugge ma non riesco a capire che vuoi dire. Allora, Lorenzo Calò, ma Felle prosciutto che si mangia Roberto Carlino in quella famosa foto, fosse stata accattata dall'MD, questo non lo so, però la foto è sempre comica, ogni volta che avevi su cazzi di Roberto Carlino, sulla Felle prosciutto che guarda in da macchina fotografica, non lo so chi ci faccia mai scattare questa fotografia, cioè è una cosa su X nero, poi marrone, questa Felle prosciutto guarda in sta telecamera, non lo so chi cazzo ha questa fotografia e perché, comunque se è sul web questa fotografia ogni tanto pubblico io, pubblicate voi, mi facete morire. Raffaele Verde, cioè, tu hai messo la rubrica case cadute, a che laghi come che voleva lavarla, tu la potevi soddisfare? Ma questa è una domanda che io non ti vorrei rispondere perché mi pare brutto. Sì, no, non mi fa dire queste cose in diretta, sta sempre la famiglia di Malbone e non mi posso capire. Allora, che se la moletta, c'ero che c'è Forza Azzurri, c'ero che fa 30 giornata. Allora, in questa giornata io ma da già raccontare una da me, giustamente, volesse buffare altro, ma niente di che, stamattina sono uscito tardi, vi dico la verità, perché non avevo proprio niente da fare, tutto bello, libero, è una giornata mia libera, e poi subito oggi pomeriggio questo amico mio mi ha messo a fare stu video, a scrivere ancora su video e cose così, dopodiché, che ho fatto? È chiuso, sono tornato a casa, ma ci sta partita e mostro un K live. Allora, che se stata una niente di particolare, Mario Cantone e Singhiozzo durante la live spacca, sì, ma Singhiozzo non manca mai durante la live, pure perché io quando prima mi fa live magno, quindi fondamentalmente mi scappa proprio un po' di questo, ma faccio meraviglie, non faccio come un gol perché potrebbe succedere, spero che non succeda mai. Guizza Cola, la Geletta, Pacchi Di Maio, scusa sabato sì, il telefono a che ora, ma soltanto tu mi puoi salvare. Ma allora, perché una cosa non può passare, allora non so se vado visto, tu sicuramente si Pacchi Di Maio, su video, a Roce sta tu cantante neomelodico napoletano che chiama al telefono e gli faccio finta che mi ha chiamato a me, ma cagato cazzo, e lui si dice pronto Salvatore, mi ha venuto a salvare perché sono rimasto a pregare, papà, e dico ma in tu Salvatore, su Fabio, comunque non sai stare su video,
Oggi praticamente mi scrive Kist, ve lo giuro, io lo giuro, non sto dicendo una palla, ve lo giuro, si giura così, lo giuro, non è una palla, ma ha scritto Kist qua. Ha detto ciao, ciao, ma su Salvatore, ha detto, ma chi è? Stava mettendo i video, ma ci sta fotografia, non l'ero proprio riconosciuto, perché poi teneva il lente, un cappello, ma avevi più bellice, che non è che è bello, però comunque sembrava più carino dalla foto, non pare visto comunque, è più sick pure, no? La città, ma veramente la gente, ci proprio riconosciuto. I set, no, no, sono io. Ah, buon sapiato colore, effettivamente, perché poi non si vede da vita colori. Ci fatto un video così senza assolutamente prenderlo in giro, è una cosa come faccino, a me mi piace pigliare, cioè no, il piglio per culo, però in senso sempre tranquillo, mai che li fatto perché poi guarda, oh, mi fa piacere che se l'è presa pure bene di questo video, perché poi fa sempre piacere, anzi se mi si pure a ridere, ci che l'ha condivisa, e quindi mi ha scritto su Agione, che non mi ricordo come si chiama, sono potuto capire manco un cazzo che la gitti aveva avuto video in coppa a Facebook ho trovato questo video sto che ha fatto su uno che canta allora andiamo avanti con i commenti Antonio Puga Fabrizio ricordo quando ci rumbisti il telefono compagno tuo e ci accapazzaste pure i soldi per il sistema ma l'anime chi destra mi hai fatto ricordare l'anno scorso era più o meno Antonio si ricorda perché lo raccontai perché oh, detto, non frego era aprile, maggio, andavo a Bucchino, scusate, da Bucchino a mamma, compagni miei, ci avremo una vita, lo figlio canta, il bello e buono voce, prima, tenevamo WhatsApp che l'aveva proprio che era pericoloso, ho detto là, con chi si voleva fare un video con il telefono su, questo telefono nuovo, perché mi male che tenevo un cesso telefono con mio amico, nel senso che un telefono modesto da più o meno 100 euro, 110 euro, così oh, fammi questo video, fammi chi non vuole fare il manais, no? Aiuto, regola numero uno, non prendere mai in mano i cellulari degli amici, perché insieme a mano si fa sta plata paura. E come non si sa scrivere, ma qua, fammi vedere, comunque mi chiama in mano il cellulare, e ti fa un cellulare intero, ma l'amici destra, via, si spacca lo schermo, e ci avete accusato lo schermo a chi 50 euro, ok? All'amici destra, via, russiamo, c'è la città, ma non voglio proprio più non lo so, la casa non lo voglio, lo sto vedendo di meno, quando è capito che la 50 era che mi ha scelto la sacca proprio così gratis, allora mi chiedesse la vecchia fare un video di merda e una stronza che non posso manca a dire chi è, culo peloso, scusate famiglia dei Malbone perché mo mangio proprio la raputo, ma ogni tanto io lo devo fare, culo peloso però si chiama così, lo sai che l'MD sta per abbreviazione di MDMA, altro nome dell'estasi, no, non lo so perché non sono esperto di droghe. Valentina dice: No, no, non sto scherzando, c'è anche a Crotone l'MD. Poi mi faccio un po' del vicino vicino e te la mando. No, te credo, te qua non c'è bisogno di fare la foto. Vittorio Nocidio, qua c'ero da già raccontare una cosa che è successa. Era l'anniversario del matrimonio di mia mamma e papà. Invece cattava Pepsi si hanno cattata a casa cola che genitori caduti ma no ma perché era una casa cola non è così brutta e comunque sparagni sono genitori attenti allo sparagno e va bene. Antonio Puga, c'ero cosa ne pensi di Rocco Siffredi all'isola dei famosi, all'isola dei famosi, no, non lo so, non molto bene, poi, sinceramente non è una trasmissione che vedo, però non so, sarà scassando una poca, non so se sarà scassando oppure se sta tutto qua, non lo so, questo non lo so, ma non credo perché non sento niente, a me non va a Facebook che poi tu scrivesse se successe qualcosa, vabbè. Dario Tabasco anche casato con la light questo non lo so ma pensi sì per fare la zero ci sarà pure la light se non è la stessa cosa perché io non capisco un cazzo di zero light perché a me non piace a me piace solo la classica allora Ciro Formisano c'era la foto della casato aranciata sì non so se me l'hai mandato tu ma mi pare proprio sì mi ha mandato la foto sì voglio sapere la casato aranciata cioè a parte il tè casato sta proprio casato aranciata non l'hai mai visto perché poi l'aranciata a me non è che mi piace assai però comunque c'è anche questa Cero mi saluti per favore Luca Lama ti saluto Luca Lama una spada Stefano Caputo Cero su questo fa un video parodia all'Icola dei famosi su questo fa che cazzo fa mi è venuto poi sbagliare dice no mi è venuto sto fa allora l'Icola dei famosi Luca Lama cioè, MD Discount vorremmo una recensione su DAT 5 detersivo universale allora, io ho una mia teoria sul DAT 5 di cui fare un video in auto che ho fatto vabbè comunque DAT 5 però hai stato nei presente mo l'ha scritta mo comunque DAT 5
io ho già capito perché l'hanno chiamata DAT 5. Allora io ci ho già ragionato, io, perché io sono molto, il modo mi metto là, mi metto a ragionare. Allora sai, uno ti sembra andando su WhatsApp, su DAT 5, sta a casa mia con DAT 5. Allora sai, DAT 5, allora sai, comunque si capisce a primo impatto che è un pezzotto lo dash, perché diciamo di sì, dai, un detersivo per la lavatrice è un dash, è sempre stato un dash, quello storico. Sappiamo buono che l'MD non è nuova, assolutamente ai pezzotti anche, anzi, che c'è coppia pezzotti, c'è gamba, e quindi DAT 5. DAT 5, se vi vedete buona scritto, dice, ma perché la chiama DAT 5? Perché molti chi voglio e fateci caso, se voi andate a vedere DAT 5, la T e 5 messi vicini, ma pare che sta scritto Dash, poi c'è da su figlio buchino, aglio chi le ha così, ad avrei buono su fatto, DAT 5 di sfuggita, se vuoi da così, da, tra uno scaffalenato, dicevo, ma era un Dash, e invece no, chi le DAT 5, perché se i figli di buchino ovviamente puntano a fatto che mo i vecchi signori, sai, da cataratta, no, che non ci vedono, allora diciamo, ah, dash, mo voglio ma no, è DAT 5, io chi sono figli di buchini, si caro marketing, l'MD, veramente stiamo parlando di figli di buchine di primo ordine, poi ci disse, ma chi so, voglio da super e poi ci si giù. Detto questa cosa del DAT 5, saluto The Scorpion Final, che è una video che non si fa sentire, con questa qua live ogni tanto c'era. Ciao Cero, ti saluto. Daniele mette, Cero mettilo in una cotta per Silvestre Stallone a livello attoriale, sì. Franci dice, Cero che console hai, a cosa giochi? A niente proprio, perché non la tengo proprio questa console. Daniele mette Erlet casato e succo di topo, invece no, casato, casato succo e o toppo, ma io non so se esiste pure per queste pazziane, pure il succo, non so se esiste anche il succo, non l'ho mai provato, se innanzi c'è tutto. Forza tu dicevo, ma quando facessi il video che toccavi il seno alle ragazze, moglie non accusava di essere schiattata a Ucraina, no? Mia moglie un po' sì, un po' si ingazza all'inizio, però poi dopo tutto a posto. Ma si ingazza è più può fare in un giorno di jet, perché lo iniziai questo video un po' così, per sfizzi, certo, iniziamo a fare questo video, prima che succede, cioè, ma se noi fermiamo il guaglione e ci diciamo, pozzo tu qua un attimo che ci fanno video, vediamo come reagiscono e se la cosa è fattibile, no? Pensa voi, ci provammo la prima giornata e a Paraim riesce il guaglione e quindi c'è tazza, non parlo, sono riuscito a toccare a 10 guaglioni, allora qua ho fatto, si può fare, si mette una decina di giorni facendo guaglione, poi ci mi sono rimesso perché era stata una cosa difficile, però ce l'ha già fatta all'inizio poco si incazza mia moglie che ci facciamo, però poi perché non c'ho di certo all'inizio, però poi quando io risulta a posto che poi è una cosa tranquilla fondamentalmente, quando uno poi dice guarda per educare ti segue ma io là tu capi zizi ma che va che faceva così ma veramente perché va poi cazzo ultimamente che tu che zizi che si caga poi non era manco che no, vabbè, qualcuno è pure bello, però ma non è questo il discorso, usciamo da questo discorso. Allora, allora Stefano Caputo dice facciamo 50 e 50, un po' video dell'isola dell'icola dei famosi, questo fatto fa troppo l'icola dei famosi. Allora, visto già la Gillette, c'era Paghi Di Maio, c'era ma a posso trovare o Super Sandro, voglio, cioè, io lo so stato visto più o meno una settimana fa su fatto lo Super Sandro, lo giuro, voglio, che sarebbe un pezzotto dello Super Santos, cioè sta scritto proprio Super, cioè S.Sandro, cioè voglio, io non lo so, ma esiste, perché mi hanno mandato la fotografia, non ci credevo, non mi ricordo quando ne stavamo parlando, cioè, guarda che si parlava di pezzotto, ovviamente, che poi in live, cioè, Sorino si parla di MDO e Roberto Callino, di pezzotto, e parlando di pezzotti ha scelto fare Super Sandro, ma posso mai ascoltare Achille Cerbone, che non ci starà, comunque Achille Cerbone, comunque c'è una ricerca, va a Google e trovai un pezzotto di Super Sandro, Super Sandro, poi c'è un top veramente, il Siviglianiere, quando mi andassi a fotografare il Siviglianiere, perché non ci potevo credere che poteva esistere un pezzotto di questo genere, voglio dire, in questi pezzotti, ma questo veramente insuperabile, Super Sandro. Vabbè, comunque andiamo avanti. Culo peloso dice ma come si chiama un video originale Killer Vesp che è rimasta a pelo? Non lo so, perché io mi dimentico, purtroppo tengo una capa in merda, perché li trovo tipo Coppa Bacheco, no? E Facebook, tu sbarino poco, no? E per poi capitano questi video all'improvviso, e quindi vado lì e me lo scarico, quindi non so c'è un cazzo la GPA, di verità. Allora andiamo avanti, no, si è fatto la gilette.
come Naris pensando questo fatto i Super Santo. Allora, Andrea Catalano, c'è ovviamente una battaglia rap tra Carlino e Mastrota, questo non è male, perché non cazzo di battaglia rap, però non sarebbe male come sfida tra due grandi pubblicitari, no? Tra pubblicitari, due case ah, potete mettere l'MD e figli e Bucchini perché usa anche i nomi simpatici, come Sorsetto e Gustavo, ma io là da voto l'ha fatto che Sorsetto non si passa innanzi a livello di simpatia, marketing e simpatia, voglio Sorsetto, ma io non ci fanno minimo, perché è una cosa che ce l'ho proprio, ma sempre su la GT pure là da voto, perché a me Sorsetto non si passa innanzi, Sorsetto non si passa innanzi. Allora, Andrea Catalano, Lorenzo Calò, secondo me Carlino sa che significa zoccola industriale, zoccola industriale è tipo quello ciccio là, come c'è comuni. Antonio Puca, ma perché c'era prima parlare pezzotto della caramella rossana? Sì, mi ricordo Rossella, si chiamava, ma prima che uscisse questo fatto di Super Sandro, chi era pezzotto proprio alto, era primo in classifica dei pezzotti mondiali per me, però quando c'è Super Sandro, veramente è passato al secondo posto sicuramente. Tony Esposito, l'MD è giù pezzotto delle marche originali, secondo me, secondo te faranno pure o pezzotto dell'MD, ma guarda, giuro, non sto scherzando, Tonio, Livorn, ma fino a Giune, che se non sbaglio, questo supermercato di Modena, non mi ricordo, si chiamava LD, o giù un coppa D, non mi pare scusate, di tipo, o giù un coppa D, LD, e dice, magari un pezzotto dell'MD, ma non lo so, però può essere pure. Pachi Di Maio, tu ti chiami Fabrizio Decimo Carlino, comandante dell'esercito delle casse cadute, sì, sono io, Arostà. Addirittura Valentina Canzaro dice la casato cola al limone, ma stiamo scoprendo nuove cose che io non so, non so se mi state parlando un gol, io non lo so se esiste veramente pure al limone la casato cola, ma speri sì, pensi sì, anzi, ma già proprio ne vogliamo parlare, ma io non sapevo che Gravix Junior, c'era una quanta tempo ti ricordi di me? Gravix, io mi ricordo che tu con Bodo ci sì in da live, ma non mi voglio sbagliare. Non mi voglio sbagliare. Lino Gino, dai negozi cinesi lo trovate super santo. Ma già fa un giro dei cinesi perché là già trovo, ma già giocato su pallone, non esiste, veramente devo, ma già fanno un selfie su pallone. Andrea Catalano, ti sei mai scottato con la lingua mangiando una patatina? Facci tu, cazzo, ma spesso mi cocia la lingua perché poi li cazzi patatine, se tu ti stai riferendo a quelle là che vendono oggi in questi patatinerie, come cazzo si chiamano, e fanno sempre cucendo di destra vecchia. A me piace più mangiare cucendo perché ha un suo sapore. A Gigi negli ultimi anni ho scoperto il sapore del mangiare bollente, perché è che è una che cazzo si mangia cose cucendo, perché tu pare che stai facendo una sfida, no? A quello che esce un fuoco, però fino a un certo punto, fra, alla mia chiesa che si fa mi padane, a ripina, in un fuoco che ti danno, non lo so, c'è anche una brutta esperienza con un compagno napoletano, non so se vi ricordate, e lo figli bucchini moletti fuoco. Allora, Gravix, non ti sbagli però manco da tanto tempo, effettivamente mi ricordavo un po' del tuo, ma tengo una bella memoria un po' passifatta, un po' più nome, un po' più fotografica, quindi mi ricordo Gravix, però vabbè. Franci Giglio, Fabri da piccolo giocavi a calcio, la faccio ragazzi, io ho giocato tanto a calcio, ho cominciato tardi, effettivamente, relativamente tardi, ho cominciato a 10 anni a giocare, dopodiché però ho giocato anzi pure, vabbè, fa pure in Napoli, una volta, però non era cosa mia, no, non è che io ero anche bravino a giocare a calcio, però a quell'epoca stiamo so che vogliono molto più forti di me, quindi mi cagai proprio. Comunque si giocava, mi piaceva assai. Allora andiamo, no, Vagareto perché veramente non voglio arrostare. Vittorio Nocidio, c'era una parodia di una canzone sull'MD, io ce l'avevo, ma già l'ho detto tante volte, ce l'ho ancora scritta, non stata mai cazzo da fa per un motivo o per un altro, perché non lo so, però io ne spero di riuscire a fare. Una matata, il tizio, non lo so, sta parlando con il tizio. C'era cosa ti piace vedere in TV Franci Giglio? Ultimamente mi sto abbuffando, sinceramente, perché di notte, sai, non so, gli altri sono me la vedo un po' di sera, un po' di notte, mi sto buffando e di Max, perché in analoga cioè, tu ne parlavano, ma io non ero ragazzi mai muovere, e invece mo mi sto prendendo di Max e un po' Focus, questi canali che stanno 50 euro o 65 se non sbaglio, dove fanno queste trasmissioni strane, no? Mille modi di morire, oppure come si chiama? Ti fa male, ti spiace malattia imbarazzante, cose che sto, oppure il lago Banindi pronto soccorso con un giovane capo, con un rito tagliato, con questi quelli cazzo poco schifoso, che però a dicere se impari, cioè all'inizio fa schifo, poi c'è una tacchino giù in fronte, di là
viene con appicciato pesce, per esempio, no? Allora dice, magari non è che schifo. Però a un certo punto poi proprio faccio sfide soli, no? Vicino a te, tengo 30 anni, come mangia, poi se una mangia, che cazzo mangia, girare, allora mi faccio le sfide e dico, ma tu se fai schifo, ma devo un attimo alzare la soglia del mio schifo. E allora, ultimamente gira mi riesco a vedere, tutti quelli che fanno l'operazione con i carabini nei ginocchi, carabini nei capo, uno addirittura, là voglio che si fa schifo, c'è gente che se è la seconda volta che acchiappa questo fatto, no? Che non è capitato una voce, ma capita, gente che comunque tipo si fatica, tipo tipografo, non mi ricordo, ho visto nei capelli lunghi, si fatica vicino a una macchina, diciamo, una macchina per fare stampa, non mi ricordo che cazzo era, no? O una macchina che faceva così, no? Tipo una ruota. Comunque su figli e buchi si incadassero nei capelli in tassa la macchina, voglio visto, ci straccia la calotta cranica, cioè nel senso, la pelle, cioè si straccia i capelli, voglio, ma con tutta la pelle però, cioè cosa assurda. Comunque questo bello e buono, vabbè, questo comunque tenuto in presa perché non è che muore, però ovviamente esce proprio sangue per capo, io lo so che sto facendo schifo, però vabbè, comunque questo riesce a recuperare questa parte dei capelli, comunque c'è la cosa in capo, c'è cose nei capelli, in capo, comunque cose assurde, però dice, da, vabbè, fanno schifo, però sai, pensavo, sai, poi fammi lo però cioè, si già sempre canale, fammi vedere un'emozione nuova, no, a livello di sti schifo, vabbè, comunque. Detto questo, Vittorio Cirio, Cicero Chille c'è sta, sì, mille modi per morire, che veramente un po' per casa Caruta hai ragione, cioè muoiono in modo assurdo, è vero. Io vedete, uno che murette, rende chi si è taffato, non so se si inventano overe, ma si overe veramente su casa Caruta, sta uno che murette chi si è taffato una rapina, all'improvviso scette fuori e fu buttato sotto da uno che era morto in da macchina e vicchiaia, cioè proprio voglio proprio cose dei figli, cioè uno che era morto in da macchina e vicchiaia, era morto, però era morto in una discesa, allora praticamente la macchina scendeva e si era morto, cioè non frenava, chi si era fatta la rapina era riuscito, sai, si è fatto teso, per buffo sotto la macchina, cioè proprio cose, a mille modi di morire, oggi capisco se è una struttura si inventano, bah. Qualcuno secondo me si inventa. Allora, Antonio Pucacero sarà la nuova suppunta di Maradona, c'era nella mano di Casa Caruto, bella, la mano di Dio, allora, Daniele mette di nuovo acquisto del Napoli, c'era una giocata che tipo per voluto fa essere, un fatto che si parla di pallone, giusto? Mariano Tramontano, c'era mai fatto caso che a Benitez tiene i guanci rossi, sì, ho fatto quando lo dicono, pare che si è voluto vino, no? Però che secondo me tiene un po' la freddezza, gli attuni, no? Se ci fai caso, non è solo Benitez, tiene sempre fatto dei guanci rossi quando fa freddo, fateci caso, è una cosa degli attuni, perché poi Benitez è un attuni effettivamente. Giuseppe Mastrocciamo ce lo sai, una volta al supermercato avevo visto anche la Casado limonata, ma stasera grandi scoperte, rimane GLMD solamente perché mi sta facendo ingrippare. Vabbè, questo è quando l'ammettono, dice, ovvero su morto. Stefano Copto dice, ovvero sui i morti, mille modi per morire, poi non lo so, non mi affiderei tanto a questa cosa perché sono troppo ridicoli, cioè, non lo so se ovvero su, cioè, proprio la seccia proprio per sta gente, vabbè, no. Stava, che domanda su French Gigio Cielo, se avresti due vite cosa faresti? Ma non sa, voglio anche battuto che in due a vicino al muro perché no, però allora Alessio Enigma, ma lavori, è la centesima volta che legge, è la centesima volta che lavoro faccio, perché ogni tanto lo dico, io mi occupo di pubblicità, cioè comunque praticamente faccio pubblicità per i negozi, sacci, sanno fare siti, sanno fare pubblicità, la bicicletta pubblicitaria, ma già oggi tu so che oppure sanno fare video pubblicitari, queste cose qua, come pubblicità in genere, se hanno fare una campagna che volantina, se hanno fare per 3 queste cose qua. Andrea Catalano, sei mai stato sospeso a scuola? Sì, sono stato sospeso a scuola, sì, ma parecchie volte. Parecchie una volta fui sospeso perché praticamente maniette. Tipo, mi ricordo, la prima ora era religione, mi ricordo. E sai che sei scemo, non è che eri scemo, era la stessa cosa così lunatica. Fece una prova, poi frutta, cioè, mi scucciava questa scuola, no? È passata una mezz'ora, che era assai, in casa, eravamo parecchi. E dopo, ma scusa, ma no, grande che si muoveva con capo a me, ecco, una professore speso quando nasce, ma come si chiude, e io a bucetta a buco, no, che tanto che si muoveva, una sospensione un po' anomala. Mariano Tramonta ce li facesse questo programma nuovo, un coppa di Max, mille modi per diventare casa caduta, ho visto che fosse bello.
allora vado un po' dietro perché ho zumbato dei commenti, patateria, suppongo i maratoni di Sagget, di Max Vita, se ne è stato speso lo sta. Ti scoppia un final, c'era il tuo primo bacio. Allora, il mio primo bacio, io ho due ricordi di questa cosa. Il primo è che io mi ricordo che praticamente ci stavo con una guaglione, un palazzo mia all'epoca, eravamo piccolini, che se era un po' più grossi di me, un paio di anni più di me, e io mi ricordo quando tenevo, ma penso sulla decina di anni, non so, boh, 7-8 anni, non mi ricordo, e questo guaglione ci dava i baci a timbro, no? I bacetti a timbro. Ecco. E noi, sai, che non lo so, sentivamo che esistevano pure i baci alla lingua, cioè anche giuravamo la lingua su baci, sai che cioè, vicino a questo, o essa a me o io a essa, mi ricordo, cioè, ma lo sai che i baci non saranno come ci dammo noi, ma saranno con la lingua. Quindi questa, proviamo, comunque proviamo. A dice, a me mi accetto un po' di schifo, vi dico la verità, guarda, non posso andare solo. C'è tante persone che ti sbagli, ovviamente tu sai, no, che all'inizio siamo qua e ti sbagli. Certo no, a puntare stiamo provando, ma per ora continuiamo a questi baci a timbro e quindi continuiamo a darci questi baci a timbro. Dopo passano degli anni e poi mi ricordo una mucca, che io la considero proprio una prima muccata, diciamo, ufficiale, che sta che è proprio una muccata così, però quella là ufficiale là, ma ricordo che era una guaglione che si chiamava Anna, casa, vabbè, come si chiamava Anna, e che sta guaglione ricordo che era più grossa, era proprio, cioè, era considerata una guaglione proprio bella, cioè, in questo posto, la Stevis, e ieri un po', no, pesciabbero, però sai, non ci pensavo a sti cocchi, ieri giocavo pallone, tutti i poveri guaglioni, ecco, e che poteva tenere 11 anni, tipo, non so se prima me, e sta guaglione, mi ricordo che praticamente ci diceva a mia cugina, guarda che a me mi piace tuo cugino, che eri, e io appunto, cioè, ci potevo pensare, cioè, ma come questo ha fatto, tenevo 14 anni, stavo tenevo 11 anni, già sa faceva che i guaglioni più grossi, i motorini e cose, a me mi poteva manco poco, perché poi qua si è stato pare un singer, e sai, come no, che sta così a cui, come lui, che sta proprio a home, pigliare, e mi da su palazzo lo suo, e mi ricordo diciamo qua, quindi questo ricordo poco a questi che mi sentivo figli e bucchinotti, ma a questi più grossi me, e questi sono i miei due ricordi dei primi baci. Vabbè, allora sta, Andrea Catalano, allora, sta, ma quella strada caduto fuori casa tua è caduto perché Mara Venere si è buttata dall'elicottero a Pietri Palumba, sì, ma Mara Venere è una bella sizza, potrebbe accadere. Un altro paio di commenti e poi chiudiamo. Sono fatti l'11 manca vinto, ma il tempo passa in una maniera piacevole qua all'improvviso. Antonio Esposito, dice, ma se vengono i terroristi a Napoli, la bombardano o se vedono le case cadute dicono che si cassano più guai di noi e c'eranno una mano a costruire tutto, cos'è vero? Bravi, i terroristi potrebbero avere questo effetto diciamo, invertito contro di Napoli. Daniele mette ci sono sento mogliato sul cazzo, ma infatti si parlano poco a bassa voce, ma è stato parlato dalla ragazza, quindi penso che mi sono cavato, ma la busca. Sta. Allora, Cero ti piace Nino D'Angelo molto? Che si mi fa questa domanda, Franci Giglio, se ti piace Nino D'Angelo, ascolti i bei tempi degli anni 80, sì, a me, guarda, a me mi è sempre piaciuto Nino D'Angelo, è un cantante che a me mi è sempre piaciuto. Arustà, Pacchi Di Maio ce lo tengono compagni miei, 17 anni e tieni capelli bianchi, ma sanguaiato. Mi potessi salutare dicendo che è un giovane caduto, sì, ma effettivamente lo è, non è che c'ha Gigi, perché veramente è un giovane caduto. Poi giù, niente, ci siamo, no, sto vedendo se ho crunata, cavolo, la zumbata, tutte cose che che si possono saltare, e no, Casa Caruta, Roberto Medici, cose così. Poi giù, si sono fatti l'11 manca vinto, lo voglio bene, ma ci ha fatto una voluta racco, perché sennò veramente è Tusano. E niente, vi ringrazio come al solito, come tutti i lunedì, perché è veramente piacevole passare del tempo così, pur come non sono a Palasoli, ma so che sta qualcuno che mi sente, quindi è bello. Vi ringrazio e ci vedremo lunedì prossimo, sempre alle 21:30, perché poi sempre chi è l'orario, 21:31 massimo, si può giocare in un minuto, due al massimo, ecco. E niente, vi ringrazio, pure a tutti chi di là, veramente che sarà una live dopo, che lo dico sempre, voglio sempre, grazie, grazie, e, e niente, questo è qua, vi lascio un bacione e un bacino di casa da ciao a tutti.